Rimane ancora tanto da dire, la storia deve essere ancora detta tutta, notiamo che ci sono ancora degli omissis e delle pagine che devono ancora essere scritte completamente. Dai libri di storia ancora non siamo pervenuti nei libri di storia. Anch'io come studentessa e mia sorella, quindi parliamo anche di altre generazioni, non hanno avuto l'opportunità di poter fare una discussione in classe, una riflessione, di leggere un trafiletto oppure tantomeno un capitolo su un libro di storia per quanto riguarda le tragedie così complicate e intricate del nostro confine orientale. Una pagina di storia del Novecento, una memoria ancora non del tutto restituita, il senso delle parole e delle lacrime di commozione di una cugina di Norma Cossetto ad 83 anni dall'uccisione della giovane studentessa istriana, diventata una delle storie simbolo della giornata del ricordo, istituita per rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra. Il ricordo particolare di Norma Cossetto è il suo sorriso, il fatto che avesse comunque un carattere molto pacifico, tranquillo, mio padre la definiva sempre un cuore contento, una persona che non aveva mai avuto nessun atteggiamento aggressivo né di dolo verso nessuno e quindi una ragazza molto impegnata a trovare il suo posto nel mondo, a smarcarsi dalla famiglia, era impegnatissima con le ricerche della sua tesi, comunque aveva iniziato ad insegnare presso alcune scuole del circondario, ecco, era una ragazza che era veramente orientata verso il futuro. Memoria sui libri e sugli spazi urbani, come l'intitolazione di uno slargo a lato della piazza principale di Castelgomberto ai martiri delle foibe, gesto voluto dall'amministrazione affinché resti un segno capace di richiamare ogni giorno alla memoria, alla responsabilità e al rifiuto di forme di violenza ideologiche. È un segno che ci siamo sentiti in dovere di dare, anche in ragione insomma, di un percorso che è stato fatto a Castelgomberto con alcune conferenze e con un interessamento sul tema. Rientra tra le tante iniziative promosse sul territorio, come il corteo che si è snodato in centro storico a Vicenza. E con queste iniziative noi cerchiamo semplicemente di ripagare il debito che la nazione ha con i martiri delle foibe, quindi con gli infoibati e con gli esuli, quindi i 350.000 italiani che hanno dovuto abbandonare tutto per rimanere solo e solamente italiani.